Ci siamo in live. Come sempre io mi scordo di condividere su Instagram perché sono una persona molto intelligente. Allora. Condividiamo. Minchia, già 4 persone, buono. Allora, link. Ciao Matte, buonasera. Un bacione. Buonasera a tutti ragazzi, perdonatemi un attimo che sto a pubblicare la storia. Ciao Ciccio. Ciao Emanuele, ciao Federico, ciao Gabriele, ciao Marco, ciao Matte, ciao Ciccio, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, come state? Come state? Come state? Liverani out, dai. Aspettiamo ad esultare Federico. Aspettiamo. Aspettiamo. Che come si suol dire, no, chi lascia la strada vecchia per la strada nuova sa quello che perde, ma non sa quello che trova. Quindi probabilmente, a quanto si dice, arriverà Ranieri, ma staremo a vedere, staremo a vedere. E vabbè, ma non è che si è proprio levato lui, è stato esonerato, però meglio così, meglio così. Ciao Vale. Guarda Ciccio, oggi no perché oggi è tutto a tema Cagliari, non è per cattiveria però oggi tutto a tema Cagliari. Ti chiedo scudo. Claudio Ranieri il ninja, un paio di rinforzi e risaliamo. Ma magari Robè, ma magari, però non la vedo così facile, eh. La vedo un po' tosta, non così mi sembra un po' troppo semplificato. Me lo auguro, ma secondo me ci sarà ancora parecchia strada da dover fare. Ciao Massi, finalmente era ora che lo mandasse via. Io mi chiedo perché non lo ha mandato via prima. Non lo so, sinceramente non lo so, però viene subito in mente anche il caso di Francesco che non fu esonerato subito, ma anzi gli venne addirittura non rinnovato, gli venne adeguato, cioè venne fatto un adeguamento contrattuale a Di Francesco che sostanzialmente allungava la durata del contratto, ma spalmava lo stesso stipendio su più anni, quindi alla fine non era un vero e proprio rinnovo. Ehm, Anche lì Giulini aspettò tanto prima di esonerarlo, quindi il presidentissimo ne combinerà un'altra delle sue, lo so, ma almeno godo che non dovrò più vedere quell'incapace in TV. Effettivamente Liverani non è che davanti alle telecamere o in conferenza stampa abbia mostrato molta dimestichezza, secondo me, eh. Buon per voi Ciccio, buon per voi. Quest'anno cambiano tutte le panchine in Serie B. Il Ninja pare che stasera abbia rescisso con l'Anversa. Lascia il tempo che trova secondo me, perché io amo Nainggolan, ma dubito che possa essere un giocatore che faccia il caso del Cagliari, adesso come adesso. Questo commento ci sta sempre bene. Tra l'altro, mo che siamo in 34, scusatemi, ma devo abbassare un po'
Okay, un po' la webcam che se no mi coprono i commenti. Vi giro per chi non avesse ancora visto il video, e nel caso vi invito a guardarlo, una delle poche volte che lo faccio. Ho creato una petizione che ovviamente non porterà mai al risultato per cui è stata ideata, ovvero far cambiare presidente al Cagliari, però serve a far capire a tutti coloro che stanno in società il fatto che non siamo contenti di quella che è l'attuale gestione del Cagliari. È una petizione online, chi vuole firmare vi lascio il link qua sotto, per firmarla serve il nome, il cognome e una mail. Vi ricordo, qualora foste interessati a firmarla, una volta aver firmato la petizione vi arriverà un'altra email di conferma della firma. Se non confermerete la firma, quella firma poi andrà persa, quindi sappiatelo. Se firmate poi controllate anche la nuova mail che vi manderà il sito. Non abbiamo tanti mezzi a disposizione, quelli che abbiamo conviene sfruttarli, quindi per chi fosse interessato vi ho lasciato il link. Sono d'accordo Valerio, sono d'accordo perché anch'io l'avrei esonerato dopo quella partita. Anch'io. Io penso che se Ranieri accetta metterà dei paletti. Il tutto sta lì, secondo me Gabriele. Il tutto secondo me si smuove dentro quello che hai detto, perché se arriva Ranieri mi verrà difficile che potrà sottostare a quelli che sono i diktat di Giolini. Quindi sarà interessante come situazione, però non ti nego che sono comunque abbastanza preoccupato sulla cosa. Il bicchiere è sempre mezzo vuoto, sarà mezzo pieno quando se ne andrà pure Giulini e tutti i suoi yes men. In quel caso sarà totalmente pieno, non solo mezzo, Matte. In quel caso sarà assolutamente e totalmente pieno. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Voglio un Cagliari libero. Guarda, Emanuele, io me lo auguro, però sinceramente ho abbandonato i sogni della Serie A già questo primo anno. Quanto c'hai ragione Nico, quanto c'hai ragione. Allora, grazie mille Gabriele perché presumo che tu l'abbia già firmata, quindi grazie mille. Ranieri serve anche per riavvicinare la tifoseria, anche Ballardini non sarebbe male, ma secondo me Muzzi è arrivato in estate proprio per questo motivo. Mosse concrete che ha fatto per riavvicinare la tifoseria non ce ne sono state, a parte quella cena con il Cagliari Club, però lascia il tempo che trova, perché quel Cagliari Club è palesemente sotto una potente influenza di Giulini, secondo me. Quindi hai sentito di Cossu? Se ti riferisci al fatto che ha ricevuto il DASPO, sì, l'ho sentito. L'ho sentito, è una notizia secondo me che passa tranquillamente in secondo piano perché cioè è figo il fatto che abbiano dato il DASPO a quello che a tutti gli effetti è un dirigente del Cagliari, però cioè alla fine Cossu è sempre stato uno sconvols, quindi non fa così strano sentire una notizia simile. Comunque voglio essere un signore e dire al signor Fabio Liverani che dopo tutto mi mancheranno le sue sconfitte con l'80% di possesso palla. Sempre citando il meme dei citazioni improbabili. Che pagina quella, grandissimi. Vabbè, ma alla fine il possesso palla è un dato fittizio, non dimostra niente, ma proprio niente, anche perché il possesso palla che facevamo era abbastanza sterile. Ma se Giulini lascia il Cagliari, pensate che poi il prossimo presidente del Cagliari, come con la Roma, ci porteranno in alto? Questa era la speranza che avevamo tutti quando Cellino vendette e arrivò Giulini. Non si sa, non si sa. Ciao Patrizio, un bacione. Qui a Parigi sciopero tremendo dei treni, pioggia colpa di Giulini di essere a Parigi. Arrivo solo adesso, ma prima di Ranieri, se arriva. Probabilmente arriverà Ranieri. Comunque vai tranquillo che a Parigi c'è sciopero dei treni un giorno all'anno, probabilmente qui in Italia c'è sempre, perché
Mamma Trenitalia non delude assolutamente mai. Tanto m'ha vibrato qualcosa, boh. Ma per il presidente se non prende Ranieri per lui è la fine. Non è detto, non è assolutamente detto. Il problema è sempre lo stesso: se prendi Ranieri e non fai gli acquisti che chiedi a lui, siamo punto a capo. Farà la fine di semplici, esattamente. Ciao Franci, un bacione, un bacione. A te Miro piaceva Cosso come giocatore e cosa ti piaceva in lui quando giocava? Assolutamente sì. Penso che Cosso abbia fatto innamorare molti di noi che l'hanno visto. Era il fatto che era un trequartista con una spiccata agilità, una fantasia fantastica, giocatore eccezionale. Immaginavo Fede. Se Ranieri arriva non viene per i soldi. Vero, vero. Ale, buonasera pure a te. Un bacione, non lo so quando. Matte. Più i 5 dell'altra volta già stiamo a 10, grazie. Grazie, grazie mille veramente Matte. Grazie mille. Un bacione. Grazie veramente. Grazie mille veramente. Il Brescia nei prossimi giorni potrebbe essere comprato da un fondo olandese. Me lo auguro per voi, ma spero che non siano peggio de Cellino. Ciao Pierce, buonasera. Ciao Michele, tra l'altro scusami, ma mi sono scordato di sentire l'audio su Instagram, l'ho visto adesso che ho postato la storia. E Dio, contento. Diciamo che era inevitabile. Era inevitabile. Quindi contento no, anzi sono abbastanza rammaricato perché non è avvenuto prima. È lì il problema. Il fatto che sia avvenuta soltanto al 20 di dicembre fa riflettere. Era inevitabile. Era veramente inevitabile. Troppo è durato, troppo è durato. Tra l'altro vi racconto questo piccolo aneddoto. Non so che bastardo che sei. Ciao Patato, un bacione. Vi racconto questo piccolo aneddoto. Vabbè, senza che lo ripeto ogni volta, io sono il grafico di Solo Cagliari e ogni anno mi preparo le grafiche da utilizzare poi per l'anno prossimo. E quindi, di conseguenza, l'anno scorso, dopo la retrocessione, io preparai già la grafica dell'esonero di Liverani. E l'admin mi disse: "Madonna, già hai preparato la grafica dell'esonero? Sei così pessimista?" Io gli ho risposto semplicemente che la storia insegnava che Giulini è pur sempre Giulini, quindi un esonero all'anno, che sia direttore sportivo o allenatore, ci sta sempre, quindi. Vero, vero, effettivamente vero. Questo ci sta, questo ci sta. Claudio, non voglio fare il guastafeste, ma secondo me Ranieri non verrà. Veramente pensiamo che Giulini gli dia le garanzie che chiede il mister? Allora, Claudio, c'è da dire una cosa. Ranieri secondo me potrebbe venire. Il problema non è tanto le garanzie che ti chiede il mister, perché tu volendo alle garanzie che ti chiede il mister gli puoi dire sì, sì, sì e poi non fare assolutissimamente niente. E questo ce lo insegna proprio il caso di Francesco, che doveva essere stato fatto un mercato a maniera, fatto proprio a maniera per Di Francesco, ma così non fu e Di Francesco comunque arrivò a Cagliari. Potrebbe accadere la stessa identica cosa con Ranieri. Io per quello ho sempre detto: mi auguro che Ranieri non arrivi mai a Cagliari, ma non perché non ce lo voglia, ma perché si andrebbe a rovinare il ricordo che tutti abbiamo di lui, ed è una cosa che non vorrei perché non se lo merita. Umanamente è un signore con la S maiuscola. A me è quello che preoccupa. Secondo te se arriva Ranieri può arrivare anche il Ninja? Potenzialmente sì,
Però dopo aumenterebbe troppo il costo in generale, perché comunque avresti 2 allenatori a libro paga e devi liberare stipendi, quindi uno che prende più di 1.000.000 se ne deve andare via e secondo me il primo indiziato è Pereiro. Se se n'av se dai che ce la faccio. Se va via Pereiro, forse un pensierino per Nainggolan si potrebbe anche fare, ma la domanda è: al momento attuale, è Nainggolan un giocatore utile alla causa Cagliari? Nella mia idea no. Lo amo alla follia, lo adoro, ma non è un giocatore che al momento attuale serve al Cagliari, secondo me. Ciao Manuel, tutto bene, tu? Ma quella è la cosa basilare proprio. Basilare, Matte. Liverani ha fatto così schifo che anche se Giugno avesse voluto tenerlo altri 4 mesi è stato costretto a cacciarlo via. Ma per forza, ma per forza. Ciao Gianca! Un bacione pure a te. Un bacione pure a te. Qui in Francia sono stupiti che arrivi Ranieri, ma son sicuri che riporterà il Cagliari in Serie A in breve tempo, perché quando ha preso il Monaco allo sbaraglio in Ligue 2 lo portò in Ligue 1 in 1 anno. E se non sbaglio vinse anche il campionato in Ligue 1 con il Monaco. Il problema è che la squadra ora come ora è costruita per Liverani, questo fa capire il doppio fallimento. Quando non sai costruire una squadra. Sarebbe tanta roba Raja con Ranieri. Mhmm, sinceramente Raja in un centrocampo a 4 non ce lo vedo, eh. Mi garantisci di sì su cosa Gianca? Perché mi sono perso il momento in cui hai scritto il commento, perdonami. Ciao Ale. Io tra tutti e 2 non terrei nessuno dei 2 sinceramente. Meno male Manuel, meno male. Che mercato faresti per gennaio con Ranieri in panchina? Chi compreresti e chi cederesti? Bella domanda, bella domanda. Al momento attuale non ti so rispondere. Dovrei studiarmela un po' la cosa. Nainggolan ha lo spirito di Conti nello spogliatoio, può spronarli. Quello sì, ma quello sì. Io infatti ho detto che Nainggolan attualmente a Cagliari potrebbe portare innanzitutto quell'orgoglio che una persona può indossare la maglia del Cagliari, cioè nell'indossare la maglia del Cagliari, ti può portare quello. Ma sul campo stiamo parlando di un giocatore che incomincia ad avere l'età che ha e comunque è un giocatore straordinario, ma in Serie B non abbiamo bisogno di questo secondo me. Poi è certo, cioè se arriva non è che c'è sputo sopra, è pur sempre Nainggolan, però molti tendono ad avere la memoria corta e non si ricordano che il secondo anno in cui è ritornato, l'anno prima della retrocessione, quei 6 mesi che fece, tolto se non sbaglio un gol alla Sampdoria, non ha fatto praticamente nulla Nainggolan. È stato nell'anonimato più totale, è stato subissato in quel momento di critiche, però adesso tutti rivogliono che ritorna Nainggolan. Anche qui sembra che il tifoso c'abbia un po' la memoria corta. Io è quello che non comprendo, perché quel periodo di Nainggolan non è stato fantastico, eh. Magari me lo ricordo male io, però ma nessuno infatti discute le qualità di leadership, assolutamente. Io parlo proprio di aspetto tattico e tecnico. Ranieri potrebbe anche valorizzare Pereiro comunque, via i vari amici di Liverani come Millico, tanto per dirne uno. Più che Millico Falco o la Padula. Esatto, solo per lo spogliatoio. Quindi sì che lo vorresti adesso, giusto? Credo. Anche noi quando avevamo Liverani lo avevamo esonerato in questo periodo qua durante le vacanze di Natale o a inizio anno. Però voi Manuel avete avuto una scusate, un'accoppiata allucinante che fu Liverani come allenatore e Carli come DS, che è un'accoppiata proprio la crème de la merde, proprio.
Comunque news di Nicolò Schira, Giulini a Roma per chiudere ed ufficializzazione Ranieri contratto fino al 2024. Vabbè, si sa più o meno, si sa. E il Don se lo mette in testa. Questo mi sfugge. Giulio Tommasini è bella, eh. Grazie Ciccio, un bacione. Un po' quello che fa Ibra al Milan, dà tanto allo spogliatoio, ma assolutamente, assolutamente. Però sono state prese anche figure che dovrebbero fare un po' quello e alcune sono già dentro la rosa. Primo tra tutti che mi viene in mente per esempio è Pavoletti, però Pavoletti, cioè non spicca per carisma. Difficile fare mercato senza soldi. Se vendi i giocatori ce li hai i soldi poi. Raja è uno specchietto per le allodole, esattamente Francesco, esattamente. Ma specchietto per le allodole secondo me è anche giustificante nel caso il Cagliari non riuscisse magari nemmeno a raggiungere i playoff, perché il presidente potrebbe dì: "V'ho cacciato Liverani che non lo volevate, v'ho preso Nainggolan che lo volevate tanto, io più de questo non posso fa". Quindi a me sa tanto di giustificanti più che di colpo studiato per essere utile alla causa Cagliari. Claudio arriva o no? S guarda, se c'ho il numero de telefono chiamavo in diretta Mattia, però non c'ho il numero di telefono. Io io so quello che sapete voi. Le notizie sono quelle. Sembra che comunque un accordo di massima sia stato raggiunto e ci sarà un incontro, tra Giulini e Ranieri per definire i dettagli, credo. Nainggolan non è stato fantastico, ma sempre meglio di qualcuno che c'è in rosa adesso. Ma tocca sempre vedere come li sfrutti quelli che c'è in rosa adesso, eh. Ricordiamoci anche questo. Se arriva Ranieri il presidente deve sborsare come tutte le altre squadre, si va con il bilancio in rosso. Già ci siamo praticamente. E con lui comunque ci siamo salvati. Vero, ma non è merito né de Nainggolan né dei semplici. Io continuerò a ripeterlo fino alla morte. Quell'anno il Cagliari si è salvato perché il Benevento che si è suicidato, ma non perché è arrivato Semplici e né tantomeno perché c'era Nainggolan. Fine. Cioè, secondo me non dire il contrario è falso. Cioè, non ce la faccio a dire il contrario, non ce la faccio. Se non fosse stato per il Benevento, il Cagliari quell'anno non si sarebbe salvato. Ah, dicevo che se dovesse venire Ranieri, Racia potrebbe assolutamente venire. Da una parte me lo auguro Gianca, ma dall'altra no. Dall'altra no. Guarda Ale, tra tutti quelli che hai detto tu, io spero che l'unico che rimanga è Macumbu, perché mi piace. Ti devo dire che mi piace. Sì, mi so' fatta la pelata. Di leggere il messaggio di Eldon. Guarda, sto facendo una fatica immane Gio a legge tutti i commenti, quindi cerca di farci capire che servono giocatori adatti al gioco di Ranieri. Esatto, esatto. Poi in quell'anno fu richiamato D'Aversa, però, ormai l'annata era quella che era. Minchia, rotto 7 mesi, porca è vero perché s'era fatto il crociato Pajak. Si era fatto il crociato. L'arrivo di Ranieri potrebbe stuzzicare l'interesse degli eventuali acquirenti del Cagliari e chissà che la spintarella su Ranieri per Giolini non sia stata fatta dal suo futuro acquirente. Ce la faccio? Fantascienza? Secondo me sì, Patri, secondo me sì. Ale, questa non è una live di salotto, ti prego falle lì 'ste battute. Magari Claudio fa l'impresa con voi e vi fa arrivare primi come il Leicester. No, primi proprio no. No, Pavoletti se ne deve annà a fanculo Gabriele, non è che deve fa ammenda, se ne deve proprio annà a fanculo. Che io meno ce lo voglio vedè a Cagliari, meglio è. Ho appena preso un tostapane gratis su Amazon.
Okay. Pubblica il link se vuoi, Gio. Non so se te lo blocca YouTube, però prova a pubblicarlo. Io avrei preferito Andreazzoli, ma dall'inizio ce lo siamo fatti scippare dalla Tyrnana. Scelte, staremo a vedere se ce ne pentiremo o meno. Eh no, Miro, anche il Torino era molto dietro, ma all'inizio del campionato. Poi già a metà campionato il Torino s'era ripreso. Sì, ma Sempre ci ha dato la scossa. Ma il cambio di allenatore è normale che ti dia la scossa, è fisiologico. Se contano sulle dita de una mano quelli che non so riusciti a dà la scossa, eh. Pure Lopez la diede nel 2017, 2018, ma non de certo se siamo salvati per Lopez. Cioè, spero l'eventuale arrivo di Ranieri possa farci aumentare un bel po' di appeal nel mercato. Me lo auguro, ma dubito. Ci sta sempre bene. Spero che se non viene Ranieri venga Ballardini o non qualcuno come D'Aversa. Ballardini è uno di quei nomi che ho sentito se non arrivasse Ranieri, quindi. Vabbè, Lumbo deve rimanere. Vabbè, ma è chiaro, Gabriele, cioè, quell'anno è retrocesso il Benevento, ma perché si è suicidato. Ci stai da tenere o cercare di io lo cercherei di valorizzarlo, poi è chiaro che non rimarrà troppo a Cagliari, secondo me. Io penso prima a salvarmi perché mi aspetto di tutto da una società che ha come presidente Massimo Cellino. Non ancora per tanto però. Se viene Ranieri vuol dire che compreranno 2 centrali difensivi di livello perché non accetterebbe questa difesa visto che è il suo punto di forza. Un saluto da Londra. Grazie mille Filippo, sicuramente la difesa sarà da migliorare tantissimo. Ma io so anni che campo dei dissing a Pavo, France, quindi e tu probabilmente lo sai, quindi speriamo de no, Luke, speriamo de no. Ci fa piacere Giorgio e pubblica il link, che te devo dì? Pubblica il link de sto cazzo di tostapane. Se a qualcuno interessa un tostapane a 0 €, Giorgio vi pubblicherà il link. Fammi vedere se l'hai pubblicato, ma non me lo fa vedere da StreamYard. Perché può essere che l'hai pubblicato, ma io da qui non lo vedo. No, non mi pare tu l'abbia pubblicato, perché se no mi sarebbe comparso. Vabbè, lascio il telefono qui, dai. Sì, ma nella classifica finale noi 16esimi e loro 17esimi, e se non si fossero accontentati forse avremmo anche vinto l'ultima che se non sbaglio era contro il Genoa. Dio, l'ultima di quell'anno io sinceramente non mi ricordo contro chi fosse. La penultima era contro il Milan, se non erro, che era poi la giornata in cui ci siamo salvati, ma l'ultima non me lo ricordo. La primissima cosa da fare, qualsiasi allenatore arrivi, bisogna rifare la difesa. È la base, quella è proprio la base. Se arriva prima Ranieri di Cosenza, sarà interessante vedere l'impatto a livello psicologico sulla squadra e se va bene confermerebbe che Liverani aveva contro la squadra. Non penso arrivi prima di Cosenza, penso dopo. Ma quando venderanno Pavo farai festa? No, perché anche in quel caso se ne cioè il momento in cui se ne andrà è sempre troppo tardi. Quindi non farò festa, però sicuramente sarò molto felice. Molto felice. No, Castan manco tanto. Andreolli sì, perché era un cazzo di gatto nero, ma Ligo Giannis. Ma quello con cui me la so presa di più è Asamoah, che è stato l'unico a cui ho dato 0. L'unico a cui ho dato 0. No, guarda Gio, a me non m'è comparso manco tra i commenti, quindi vuol dire che è proprio YouTube che l'ha bloccato. Non va, non va. Tra l'altro Giorgio, mi sa che tu l'hai firmata la petizione, vero? Se la Torres sale in B, gli auguro ricottina ad Albert e armadio sbilenco a Samoa. 4 giocatori che venderesti a gennaio. Ok, così sull'unghia ti direi che venderei
Capradossi, Zappa, Barreca e Viola. Così. Io spero che venga Gianni Liverani, noto ballerino di Tip Tap, beh. Gianni Liverani è tanta roba, eh. I migliori giocatori della Serie C, siamo sicuri che non fossero meglio dei nostri? Assolutamente sì, Alessandro. Di alcuni titolari assolutamente sì. Io Krisedig ai suoi tempi anch'io, ma quella era una squadra particolare. Squadra molto particolare, definiamola così. Era l'Inter 2.0, quindi. Googlate tostapane Atrim e andate sul primo risultato. Consigli per gli acquisti. Giorgio Mastrota se Giorgio da Pires è diventato Mastrota. Te lo ricordi Isla? Assolutamente sì. Uno dei pochi terzini che m'è piaciuto a Cagliari. Ciao Roberto, un bacione, ciao anche a te Andre, un bacione pure a te. Manca Andreolli prese 0. Nemmeno Andreolli. Comunque se arriva davvero Ranieri significa solo una cosa, Pereiro via a gennaio, ma me lo auguro, me lo auguro. Grande Giorgio. Quelli che ho frassimato di più in vita mia, Andreolli e Krisedig. Io Pavoletti, e l'ho fatto anche nel periodo migliore, e Ligo Giannis. So proprio due che non ce la faceva a guardà. Sì, lo so France, lo so. Lo so, acquisti estivi. Se viene Ranieri valorizzerà, scusate, Luvumbo e diventerà Marez 2.0. Mo' non s'allargamo. Buonasera Marco. Aspettiamo le Iola Toz. Shop, Duce Shop, chissà che fine ha fatto. Buonasera Marco. Sì, anche così hai ragione Ale. Van der Wiel lasciamo perde. Anna era tanta roba, mi piaceva un botto. Uno dei giocatori che secondo me è stato una cazzata allucinante mandare via, di cui io mi ero follemente, no fortemente, follemente innamorato, era Kirill Despotov. Sarà che è nato il mio stesso giorno, il mio stesso mese, il mio stesso anno. Siamo tutti e due nati l'11 novembre del 96, però secondo me era un giocatore fenomenale, fenomenale. Infatti con Ludogorets sta facendo bene. Anche D'Albert da deportare. A me D'Albert non è cioè non mi è dispiaciuto più de tanto, devo essere sincero. Qualche cosa buona da D'Albert l'ho vista. Marruocco dimentichiamolo, cioè è come se io andassi a fa' il portiere. Cioè, a me fai prima a saltarmi sopra che a girarmi intorno, quello faceva il portiere in Serie A. Bah. Io venderei Pavoletti, De Iola, Zappa e Viola. Pavoletti non te lo compra nessuno. Anne Despotov dei ricordi? Come no? Specialmente Despotov. Dobbiamo raggiungere la vetta per monetizzare. Non credo. Miro, perdona che questa devo farla, giuro che è l'ultima. Duce Shop si è espanso, è diventato un supermercato. Duce Coop. Maledizione. Jeddah tanta roba. Despotov era veramente fantastico. Despotov era veramente fantastico. Con Ranieri faremo il mercato in Premier League. Arriva Kane, Maguire, Sakai, Grealish. Maguire sta bene al Manchester United. Grealish mo prenderei volentieri, ma dubito che il City te lo lasci a poco. Anche Kane col Tottenham e Saka non penso che abbandoni l'Arsenal in questo momento, quindi mercato un po' proibitivo. Più che altro Despotov non ha dato motivo di essere mandato via, ha giocato una cazzata di minuti e propiziato un rigore contro l'Inter, esattamente. Poi fatto sparire neanche fossi in Argentina negli anni '80, esattamente. Esattamente.
Un desaparecido è stato infatti Despotov, purtroppo perché le qualità secondo me le aveva dimostrate. Però valorizzare i giocatori a Cagliari è un qualcosa in cui non siamo molto bravi. Kadejanagic più forte di Marruocco, sì. Esatto, giusto per far capire che uno era merda e l'altro era diarrea, proprio alla perfezione l'ha riassunto. Speriamo che 'sta petizione arrivi e mandino via Giulini, esattamente. Tra l'altro io vi ricondivido qua sotto il link per firmare la petizione e vi ricordo che se volete firmarla, poi vi arriverà un'altra mail di conferma della firma. Confermate la firma perché altrimenti poi non verrà conteggiata. E vi chiedo anche un favore: condividetela con chiunque, con quante più persone possibili, perché non abbiamo tanti modi di farci sentire, questo è uno dei pochi, quindi vale la pena sfruttarli. Quindi proviamoci. Cedà Favoloso lo preferiva a Matri, io preferivo Matri. Despotov secondo me è stata una grandissima cazzata mandarlo via. Despotov e Hann serviva tempo e se non l'hanno avuto al Cagliari non so proprio dove dovevano svilupparsi, ma infatti non ha senso. Penso che se dovesse arrivare Ranieri qualche giovane sconosciuto dalla Premier possa prenderlo, non credo, non credo. Di Gennaro, mamma mia, Di Gennaro. Ancora mi ricordo il gol su punizione che fece all'ultima giornata contro la Pro Vercelli. Tra l'altro 2 gol, ovviamente l'anno in cui siamo retrocessi. 2 gol, uno più bello dell'altro. La punizione di Di Gennaro e la rovesciata di Sau. Spettacolare. Con Ranieri Lumumbo verrà valorizzato e arriverà a minimo 13 gol stagionali. Ma non per forza 13 gol, però secondo me Luvumbo è uno di quelli che ti può fare quei 6, 7 gol durante l'arco della stagione e arrivare in doppia cifra con gli assist. Desse a Miro ti piaceva? Desse? Mi sfugge chi è, ti giuro che non me lo ricordo. Servono giocatori che amano il calcio più del denaro, non so quanti ce ne sono rimasti. Ma Paloschi e Terò stendiamo un velo d'oro pietoso. Grazie mille Ale, grazie mille. Mandare via Despotov una delle tante minchiate di questo super presidente, i mortacci su acqua. M'hai rubate le parole de bocca, Gianca. Me le hai effettivamente rubate. Ma via Giulini per chi? Claudio, ovviamente è irriverente la cosa, nel senso è chiaro che io se Giulini vende non so a chi venderà e né tantomeno se venderà. Era per dare voce a tutti quei tifosi che ogni giorno scrivono lamentandosi della situazione, per fare in modo che questa petizione arrivi quanto più in alto possibile e far capire il malcontento dei tifosi alla presidenza, visto che ancora non l'hanno capita. Poi è chiaro che non sarò di certo io con una petizione a far vendere Giulini, cioè a far vendere il Cagliari da Giulini, non c'ho 'sta presunzione. È il senso che c'è dietro alla petizione che deve arrivare. Se dovessi scegliere un giocatore per ogni reparto, chi sceglieresti nel calciomercato di riparazione? In porta, ti rispondo dopo Marco, ci penso nel mentre, perché mo non mi viene in mente. De Sena ti piaceva? Non particolarmente. Attacco da paura Despotov Van Lumumbo. Non c'avevi una prima punta, però ci può stare. Il bello è che se tiri fuori nomi come quello di Despotov ti dicono se la società l'ha valutato così decidendo di mandarlo via un motivo ci sarà. Me coglioni, come non fidarsi ciecamente? Esattamente, stiamo parlando della stessa società che ha mandato via il capocannoniere della Primavera per mandarlo all'Olbia. Guarda, Elmas al Cagliari sarebbe un sogno solo per vederlo atterrare in aeroporto. Pattolino, vabbè. Questo è poco ma sicuro.
Lumumba è il talento nascosto del Cagliari, se utilizzato bene con la sua velocità può essere assurdo. Ogni partita fa minimo prendere 2 cartellini gialli agli avversari. Secondo me non è così nascosto, Lumumba. Ricordiamo che la Juve prese Hann per 5 milioni. Secondo me pure poco. Ci racconti come giocano le squadre di Ranieri? Non sono io la persona adatta a dirlo, anche perché non seguo Ranieri da anni. Quindi figurati. Da quello che mi ricordo giocava un calcio molto semplice con un 4-4-2. Quello, se non mi sbaglio, era il modulo dei Ranieri, però potrei sbagliarmi. Oppure torno nel 2005-2006, avevo 10 anni, quindi probabilmente siamo dello stesso anno. È vero un Antonio Langella che sgaloppa come un pazzo per 90 minuti e mette in crisi l'Inter facendo un gol, procurando un rigore e facendo ripartire il contropiede del terzo. Eh beh, Rocutottu. Mamma mia, che giocatore che era Langella. Io spero De Sogus, spero tanto De Sogus e Contini. Gabriele, ciao Miro, scusami per la domanda, magari fuori luogo, ma posso chiederti se stai seguendo la primavera del Cagliari e se magari puoi dirmi qualche giocatore interessante che tu sappia. Assolutamente domanda fuori luogo non lo è, Gabriele, stai scherzando? Assolutamente. Cioè, so altre le domande fuori luogo, questa non è per niente fuori luogo. Comunque ti dirò, purtroppo no. Purtroppo non sto seguendo per niente la primavera quest'anno. Quindi non ti saprei manco indirizzare su un giocatore che sta giocando bene o su un giocatore che mi ha colpito. Mi dispiace, però purtroppo non quest'anno faccio veramente fatica a seguire la primavera, ma perché per dirti faccio anche fatica a volte a seguire il Cagliari. La Serie B in generale praticamente non la sto guardando, guardo solo il Cagliari. Mi sono riuscito a ritagliare un piccolo spazio giusto per i mondiali, ma poca roba. Sirigu pensi che potrebbe venire al Cagliari? Nì, nì. Sì, ma Giulini è colui che paga. Non c'entra un cazzo che sia colui che paga. In campo ci vanno i giocatori, vero, quando un'azienda non funziona spesso è per colpa degli imboscati e non è facile liberarsi delle mele marce. Potenzialmente è vero Claudio, ma se in 8 anni tutti le persone sono cambiati, dirigenti, giocatori, allenatori, ma i problemi so sempre gli stessi, vuol dì che il problema non è de quelli che cambiano, ma de quello che è sempre rimasto in 8 anni e l'unica persona che è sempre rimasta in 8 anni sappiamo benissimo chi è. Quindi Lumumba è il miglior giovane africano, vero? Perlomeno. Lo era. Se non mi sbaglio c'era una classifica in cui lo era. Domanda off topic: sei interessato a qualche business, non so, tipo e-commerce, affiliate marketing? Ma mi piacciono queste domande off topic, devo essere sincero, non sto a parla malissimo oggi. Comunque no, non sono interessato a qualche tipo di business, però ti devo essendo io in cerca di lavoro, questo tipo di soluzione, ti devo dire, un po' mi intriga. Ehm, Specialmente non mi ricordo adesso come si chiama quando, vendi prodotti tipo su Amazon, quelle cazzate lì. Ehm, so cose che mi piacciono. Io per dirtene una, non c'entra un cazzo con questo tipo di lavoro, però essendo disoccupato attualmente lo sto cercando e sto puntando molto sul data entry, perché è un qualcosa che secondo me so fare, b senza finta modestia lo so fare e sarei un campione essendo io meticoloso e perfettino. Quindi però potrei valutare tutto. Io punto sempre a rendere questa su YouTube una vera e propria carriera lavorativa, però ce ne vuole, non è facile e con i numeri di adesso mi sarebbe letteralmente impossibile. Non bisognava vendere oppure dare in prestito vicario. Vero, vero. Ranieri gioca con il 4-4-2 basato su una difesa solida e contropiedi veloci.
Ne avremmo bisogno visto che abbiamo giocatori perfetti per giocar così. Cosa ne pensi della Sampdoria? Secondo te si salveranno? La situazione Samp è una situazione complicata su cui non è per mancarti di rispetto, Luca, se tu sei un tifoso della Samp, lungi da me mancarti di rispetto, ma essendo una squadra che non conosco le vicende interne, se non quelle note ai più, non mi permetto nemmeno di dare un giudizio. Sta di fatto che secondo me dovrebbero cambiare alcune cose a livello societario per far sì che perlomeno la Samp, non dico si salvi, ma incominci a mettere dei piedistalli ben saldi per progettare la stagione prossima. Comunque qui lo dico, se Ranieri non viene ufficializzato subito io domenica tifo il Cosenza. Sì Miro, anch'io sono sì Miro. Porca sono rincoglionito. Sì Federica, anch'io son 96, sono classe 96. Ciocci è infortunato Ale, s'è tipo rotto il ginocchio, non mi ricordo. Gol di Larrivei è veramente molto poco quotato. Obiettivamente parlando, secondo te ha influito molto purtroppo il lutto di mister Liverani su ciò che poi è stata la sua mediocrità? Ehm, Ti dirò Tommaso, secondo me no. Nel senso, il lutto che ha subito è un lutto importante che ovviamente non auguriamo a nessuno e condivido ancora le condoglianze al mister. Però, io ritengo che Liverani comunque non sia una persona stupida e se lui con un lutto così pesante sente e capisce di non riuscire più a gestire questa situazione, da persona intelligente che io penso sia, fai un passo indietro e deleghi il ruolo ad un'altra persona. Quindi per questo motivo io ti rispondo: secondo me no. Però, ovviamente stiamo parlando di illazioni. Liverani ha creato una squadra di pensionati diventati in poco tempo, pensiomorti. Adesso a Natale arriva il Salvatore, dopo 30 anni arriva la risurrezione? Dubito. Mettiti a vendere i tostapane. Potrei. Io spero che se cambia qualcosa ci salviamo, se arriva qualcosa in più è ben accetto. Esatto. Secondo te è fattibile, ragionando seriamente adesso, da gennaio fino a maggio per centrare i playoff? Potenzialmente sì, perché comunque la classifica è corta, ma non è tanto una classifica che io vedo che ci possa negare questo obiettivo, quanto proprio il Cagliari in sé. Sì, Riccardo, perché effettivamente Giulini sta volando a Roma. Sì, in questi giorni c'è una strage. Questi giorni purtroppo c'è una strage. Cosa non lo sapevi? Non sto a cosa non sapevi? Ciao Miro, cosa ne pensi se ti dico che Giulini sta aspettando lo stadio nuovo per levarsi dalle palle? Che allora non ce lo leveremo mai. Che fortuna che siete del 96. Eh, Dio, fortuna. Non dipende da noi. Non dipende da noi. Breda, se arriva siamo alla frutta. Non penso arrivi Breda, vai tranquillo, Manuè. Per brindare all'esonero di Liverani ti sei fatto la pelata. Ce l'ho da 2 settimane, Tommà. Ce l'ho da 2 settimane. 2 settimane che sto così. Ah, dell'infortunio di Ciocci. Ah, vabbè, tranquillo, che te devi scusà? Da come t'eri scusato sembrava che m'hai tipo insultato. Che cazzo ti scusi? Ci sta, eh. Ciao Vincenzo. Abbiamo solo 8 anni di differenza. Solo. Tu 8 anni di differenza e c'hai un lavoro. Beh, no, beato te. Beato te. So' fortune che qui non so facili trova. Ahimè, ahinoi. Tra l'altro ragazzi, volete vedere una chicca che magari a molti non fregherà un cazzo, però io ve lo chiedo. Quanti si ricordano il file Excel che creai tempo fa? Ciao Roberto!
Un bacione, tutto a posto, te? Te tutto bene? Ranieri sarebbe oro colato. Non penso venga da voi. Per il momento sembra di sì. Per il momento sembra che effettivamente arrivi Ranieri, ma mai dire mai. Decisamente fortuna. Ma se ti offrissero un posto di lavoro qui in Sardegna ti trasferiresti? Sarei molto tentato, sarei molto tentato. Sarei molto tentato, sì. Buonasera Nigiolas. Io in Sardegna non ce vengo per farmi le vacanze. La Sardegna è una terra che rispetto, quindi non ci andrò mai per sfruttarla. Non la userò soltanto come meta vacanziera nel caso. Non riesci ad aggiornarlo perché quello lo aggiorno io, poi rilascio gli aggiornamenti, ma visto che poi ehm, nessuno me l'ha più chiesto, non l'ho più pubblicato perché ho visto che sostanzialmente non interessava più a nessuno. Non che sia colpa vostra, e quindi ho deciso di tenerlo per me. Fatto sta che vi avverto, probabilmente ne creerò un altro di file Excel perché ho voluto esagerare e quindi adesso io sto facendo esattamente questo. Le stagioni del Cagliari dagli anni 20 fino ad adesso. E per chi se lo stesse chiedendo, sono arrivato a 1942-43, che è l'ultimo campionato giocato prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Tra l'altro, campionato interrotto. E niente, volevo dare sta piccola chicca. Cioè, so malato mentale, quindi mi piace fare ste cose. Probabilmente in futuro, molto, molto in futuro, potrebbe arrivare un file Excel rinnovato con tutte proprio le partite, tutte le Coppe Italia, tutti i campionati del Cagliari, con tutte le varie statistiche. Ma come Miro non ce l'ho, non ce l'ho. Purtroppo ho avuto una storia di sfiga, perché avevo un lavoro l'anno scorso, con un contratto fino a giugno 2022, non mi è stato rinnovato e pochi giorni fa la ditta per cui lavoravo è entrata sotto l'egemonia del Comune di Roma. Cosa sta a significare? Sta a significare che se mi avessero rinnovato il contratto, io adesso sarei diventato praticamente un dipendente comunale e nessuno m'avrebbe schiodato da quel posto. Però ti pare che io c'ho 'sto bucio de culo? Ovviamente no, ovviamente. E quindi sto disoccupato. Breve storia della mia vita. È perché il tuo canale non lo guardo ogni giorno. Dovresti, Tommaso. Grazie Mano. Secondo me probabile sì, probabile sì. Comunque a Capodanno sto a Roma, ma non ci sto io a Roma perché vado in Abruzzo, quindi non ci sono io. No, ma non le farei mai, credimi Francè, non le farei mai. Preferirei venire d'inverno, ma non per una questione di costi, proprio per una questione di rispetto nei confronti della Sardegna. Non ci verrei mai d'estate. Ranieri sì, mi pare del 51. Grazie Ale. Lo so, sono un pazzo. Grazie Ale. Ciao Nico. La Madonna, non gliela farei. L'ho già compilato, tranquillo Fede, quello l'ho già compilato. Ale, volendo puoi fare una donazione qui, cioè nel senso c'è il tasto per la donazione, se vuoi donare. Però io ti avverto, cioè nel senso, io non so quanto tu voglia donare.
Non sei obbligato a farlo ovviamente, però ti avverto che il 55% delle donazioni che una persona fa a un qualsiasi youtuber, il 55% va a YouTube. Quindi a me arriverebbe soltanto il 45%. Non so se ne hai già parlato Miro, ma come, vedrai Zito con Ranieri, io purtroppo male, non lo vedo esterno nel 4-4-2, forse lo si può mettere punta? Secondo me rende meglio come ala. Da punta secondo me lo vedo bene con Ranieri Lumumbo. Io lo vedo bene. Ciao Flavio, volevo chiederti una piccola curiosità. Come mai Cagliari, non essendo comunque una città del nord, ha questa forte rivalità con Napoli che rappresenta il profondo sud? E il tutto è dovuto allo spareggio per non retrocedere in Serie A del 96-97. Fu Cagliari-Piacenza, una partita che doveva essere giocata in campo neutro e dai che ce la faccio. Venne scelto come campo il San Paolo, l'ex San Paolo ormai. E diciamo a fine partita ci sono stati degli scontri tra i tifosi del Napoli e i tifosi del Cagliari, con i tifosi del Napoli che hanno sostanzialmente rotto le palle, da quello che mi è stato riferito, un po' tutta la partita ai tifosi del Cagliari. E da lì è nata la rivalità. E io intanto sto perdendo la voce. Credici Tomma, credici, è andata proprio così. Esatto, io un po' France. Ma non c'è bisogno. Non c'è bisogno Michele, perché per quello che cerchi tu basta Transfermarkt. Tra l'altro ti vidi in treno l'anno what? Tra l'altro ti vidi in treno appena arrivato a Roma per lavoro con la tua mascherina del Cagliari. Sei stato il primo VIP che ho visto qua. Cosa? Mi hai visto? La mascherina del Cagliari ce l'avevo, ma scusa, stazione dei treni, dove mi hai visto? Perché mo so' curioso. Mo so' veramente curioso. Lo so, una sfiga allucinante. Da un bel po' di tempo che non ci sentiamo. Ciao Ale, volevo chiederti, scusami ma non è invadenza, l'invadenza è altro. Alla fine che ha fatto il resto dei componenti della Cassetto Screw? Andrea ha ricominciato più o meno a fare i video. L'Eccelso c'è sempre stato, Samuel ormai ha praticamente definitivamente abbandonato, il progetto YouTube, e Nico sinceramente non so se stia ancora continuando o meno. Però comunque ci sentiamo non quotidianamente, però ci sentiamo. Io invece li seguo sempre, ma commento pochissimo. Io pure faccio così. Esatto, ho studiato l'alberghiero. Sì, ci dovrebbe essere tipo il tasto col dollaro, una cosa sì, boh, non lo so. Nome abbastanza brutto Unipoldomus, però ragioni di marketing. Secondo me le donazioni ti conviene usare l'alternativa Ko-fi ad esempio, ma anche un link PayPal va bene. Hai PayPal? Sì, ho PayPal. Se mi dai un attimo ti giro il link. Coraggio, se nel 96 farai il bicentenario del Cagliari nel 2120. Avrai soltanto 124 anni, di sicuro Giolini non ci sarà più, vero? I tifosi del Napoli inoltre tifarono Piacenza rendendo il campo non neutro come doveva essere, esatto. Scendevi a Maiana con le colleghe mentre io andavo al lavoro in aeroporto. No, allora m'hai visto veramente. Ma cazzo, mi potevi fermare? No, non ci credo, mi hai visto veramente. Io pensavo che me stavi a pià per il culo, ma m'hai visto veramente. No, ma me potevi fermà, porca troia, m'avrebbe fatto un sacco piacere. Mo sto a rosicà. Mo sto a rosicà proprio. Mo rosico proprio. Rosico proprio, cazzo, me potevi fermà.
Sì, praticamente bisogna aggiungere Ranieri adesso. Ongla, Ongla che è quello dell'Hellas, sbaglio? Non mi ricordo il nome, ma non mi ricordo il giocatore. Mannaggia a te, mannaggia a te Fabio. Se ci ripenso. Sto a troppo. Sto a rosicà troppo Fabio, porca troia. Ma me potevi fermà? Che cazzo te costava? Non lo fa te sbrighi, scendi a Maiano e prendi il treno dopo, dai. Giusto, giusto. Ranieri è un aziendalista, si adatta ai calciatori rosa in base a quello che fa il modulo. La difficoltà è che noi abbiamo una preparazione DM fatta a semini mentre le sue squadre corrono e anche quello ci sarà da vedere come verrà strutturato. Apri il format delle set stories e apri la rubrica con la scena tua e di Fabio che ti ha raccontato il fatto. No, ma ti giuro, mi è salita una presa a male. Allucinante. Perché poi col fatto che non è per cattiveria, ma la maggior parte di voi giustamente non abita nelle mie vicinanze, quando riesco a beccà un qualcuno che magari me conosce, me fa più piacere a me che a quella persona. Perché io penso sempre che comunque a me 'du gatti me conoscono, cioè quindi sto a rosicà veramente tanto. Io pensavo che me stava a pià per culo, invece dicendo Maiane con le colleghe e dicendo anche con la mascherina, vuol dire che molto probabilmente io ancora no, perché sul treno la dovevo portà comunque. Quindi può esse che già ce l'avevo il monopattino, però vabbè. Sì, sì, France, sì. Cioè sto in presa a male allucinante. Parlare di Onglè mi ha fatto ricordare che tra un paio di settimane ricomincia il Fanta. Hai azzeccato qualche scommessa quest'anno? Provedel. Provedel, che tra l'altro nemmeno volevo prendere perché io puntavo a Rui Patricio. Però Provedel è stato un colpo azzeccato. Schirotto a 1 buono. Madonna, che tristezza. Che tristezza, France. Ma infatti mi sono detto: "Vabbè lo ribeccherò un giorno". Ma porca troia fa. Non me lo dovevi dì, non me lo dovevi dì. No guarda, non me lo dovevi dì, mo c'ho una presa a male che tu non hai idea. Non riaccadrà mai più. Ma lavori ancora all'aeroporto? Perché se lavori ancora all'aeroporto la possibilità di vederci c'è, però se non ci lavori più se Ranieri è a Roma, adesso sarà che Ciolini l'ha mandato a fare i controlli a Villa Stuart. Questa è carina. Questa è carina. Abbiamo un viva i Burini assolutamente random. Che gran giocatore Vicario, grandissimo giocatore. Quanto hai goduto che i francesi hanno preso una bella baguette nel culo? Tu non hai idea quanto. Tu non hai idea quanto. Fino al 31 dicembre, poi comincio a Monteverde. Allora, io ti posso dire che la speranza di beccarci ancora c'è, perché comunque io i treni li prendo ogni fine settimana sostanzialmente. Ogni venerdì e ogni lunedì io sto sui treni. Più che altro è una questione di orari e di dove scendi tu, perché io praticamente mi faccio 2 fermate col treno, perché scendo a Trastevere, quindi Trastevere e Villa Bonelli, faccio quelle 2 fermate. Se sali a Trastevere infatti io rosico perché l'anno scorso sono andato tantissime volte a Roma, ma tanto io non è che giro più de tanto. Ma i mondiali te li sei visti? Ogni tanto sì. Io ho goduto più per Messi che per la sconfitta dei francesi, è stata una vittoria nella vittoria in ogni caso. A me sinceramente dei Messi me ne fregava il cazzo, ho goduto più per i francesi.
Infatti l'altro aneddoto, ho incontrato anche Ranieri da poco a Trastevere. E vabbè. Ma se sali a Trastevere è perfetto allora, ci possiamo beccare quando vuoi. Ma posso venì pure domani a Trastevere. Posso onestamente dire che gli argentini col loro comportamento arrogante e antisportivo al massimo mi hanno fatto simpatizzare la Francia in finale? No, non puoi dirlo. Comportamento arrogante, è vero tutto quello che è, ma, la Francia deve perde. La Francia deve perde, punto. Festeggiato pure io. Devi sceglierne uno. Chi scegli? Godin o Caceres? Godin. Vedere quel bambino viziato di Mbappé triste non ha prezzo. Secondo me Mbappé non è un bambino viziato perché comunque è un giocatore fantastico, fantastico. Però vedere la Francia perdere ha il suo fascino. Perfetto, perfetto. L'anno prossimo se organizziamo andiamo a Lucca Comics assieme in treno. Ma tu sei pazzo, ho visto certe cose a Lucca Comics, troppa gente. No, no. Il link cazzo, il link PayPal, c'hai ragione. Scusa. PayPal. Mo' ti giro il link, scusa Ale. Comunque cioè non è che sei obbligato, eh. Assolutamente. Tra l'altro adesso non faccio girare i commenti, però vi leggo. Datemi giusto il tempo di loggarmi su PayPal. Peccato che Haaland sia norvegese, perché se no vedere anche lui ai mondiali sarebbe stato bello. Tanto qua entra sull'applicazione di PayPal. Sì, okay. Okay, sto quasi per avere il link. Allora, devo ricordarmi com'è il coso per eh. Ehm, sarà richiedi? O bastava il link del mio profilo? Non ne ho idea, non me lo ricordo. Sono anni che non uso PayPal. Che in realtà non è vero perché l'ho usato oggi, ma l'ho aperto dopo anni. Allora, basta la mail? Non mi ricordo. Sinceramente non me lo ricordo. Scusate regà, mo, vi lascio cioè vi leggo, però sto un attimo concentrato a cercà di capì come cazzo, ehm, fare, perché non mi ricordo. Ma mi sa che mi conviene guardarlo da telefono. A Capodanno niente, sto con la mia ragazza. Sto con la mia ragazza. Comunque credo Ale che, serva soltanto la mail effettivamente per inviarmi i soldi. Non mi pare serva altro perché non ti giro la mail.
Questa è la mail. Non so che altro dirti perché non ho trovato nient'altro. Comunque grazie mille Ale, grazie mille. Grazie mille veramente. Grazie a tutti quelli ovviamente che hanno donato fino adesso. Pure te Matte, ancora grazie mille veramente. È un aiuto non da poco per me, specialmente quando uno sta senza lavoro. Nico, lo so. Se mi fossi ricordato ancora la password starei usando ancora quella che usavo per MSN. Però non mi ricordo più la password, quindi. Yes, ho fatto l'alberghiero. E a riprova di questo ti faccio vedere che ogni tanto lo faccio vedere sempre un po' a tutti perché mi gusta. Il mio vecchio libretto delle giustificazioni. Questo tra l'altro è del quinto anno. 2015-2016, lasciate perdere il bastardo giallo-rosso qua. Non so perché non metta a fuoco, però vabbè. Come vedi, sala bar. Facevo l'alberghiero. E diciamo che l'ultimo anno ho fatto un po' di assenze. Giusto un pochino. Però vabbè. Sì, YouTube in realtà ruba più della metà. Da quello che so io è il 55% delle donazioni. Oltre ai francesi senti rivalità anche con spagnoli, portoghesi, olandesi o tedeschi? Un po' di più coi tedeschi, con gli altri no. A me cucina non mi piaceva. Mi piaceva molto di più sala. La foto con Piniglia era in quel periodo esattamente. Stavo facendo lo stage del terzo anno. E tra l'altro proprio qui c'ho il suo autografo. Datato 14 gennaio 2014. Che è? Ale, grazie. Mi è arrivata. Grazie mille, Ale. Veramente, grazie mille. Grazie mille, veramente. Un bacione. Grazie infinitamente. Domani ho una verifica di sala. Pratica. Oddio, io lo sai che non ho mai fatto verifiche pratiche di sala? Che poi alla fine non è che devi fare tanto, devi fare la mise en place. Aspetta. Oddio. O fai la mise en place e quindi fai un servizio normale, oppure farai qualche cocktail o starai al bancone. So cazzate. Cioè, alla fine sala è veramente semplice. Solo che mi facevano rosicare perché giustamente i primi anni, essendo noi minorenni, preparavamo i cocktail e poi li buttavamo. Però in realtà sì, li bevevamo noi. Avendo il diploma alberghiero non riesci a trovare un lavoro come cameriere aiuto cuoco? Primo, non ho il diploma di alberghiero perché mi hanno bocciato in quinto. Secondo, no. Nel senso, un po' devo essere sincero, sono io che non voglio trovare perché non è una strada che mi piace. Ho scoperto purtroppo tardi che non era quello l'indirizzo a me più adatto per la scuola, ma purtroppo quando te la fanno scegliere non sei abbastanza maturo per poter capire qual è la scelta più adatta. Quindi non è tanto quello, vorrei fare altro,
perché quello l'ho fatto comunque nel settore della ristorazione, più o meno c'ho sempre lavorato. È logorante, è un settore veramente logorante. Non fa per me, non fa per me. Quindi mi sto buttando più sul data entry e su quelle cose lì, perché so che posso essere veramente perfetto. Poi è chiaro che a cavaldonato non si guarda in bocca. Se sto con l'acqua alla gola e non trovo niente, qualsiasi lavoro che capita sotto mano lo prendo. Però fino a quando ho la potenzialità di scegliere, nei miei limiti faccio una sorta di cernita. Ma stai tranquillo Nico, stai tranquillo. Il Giappone, mamma mia. Yakini a me non piace. Yakini a me non piace. Io ricordo che Miro chiese al tizio: "Ma per caso quello pi" sì, esatto, esattamente. È vero. Grazie mille ancora Ale, veramente, veramente. Grazie mille. Ti abbraccio, anche a me è successo lo stesso. Capii tardi che era un percorso che non faceva per me, nonostante desideravo farlo dalle medie con tutto me stesso. Esatto. Nella mia scuola erano tanto bravi i prof di sala quanto erano pessimi quelli di cucina. Io purtroppo, avevo un prof di cucina che era fantastico, però purtroppo è morto, il giorno che morì tra l'altro certi pianti allucinanti, perché poi morì il giorno in cui, nacque il suo secondo figlio. Una cosa purtroppo morì da incidente stradale, tra l'altro lui era un tifosissimo dell'Inter, ehm dispiace. Mentre i prof de sala che c'ho avuto erano sempre un po' deficienti, devo essere sincero. Data entry Miro puoi lavorare anche smart working direttamente da casa. Se trovassi qualcuno, lo sai qual è il problema Alessio? È che io qualche annuncio l'ho mandato e sono stato ricontattato anche per qualche colloquio, però il problema è che ti prendono per il culo, perché tu mandi il curriculum e, ti candidi per una determinata posizione lavorativa, poi vai là e, per esperienza personale, ti dico che 5 volte su 5 non è il lavoro che ti hanno scritto e cercano sicuramente per un qualcosa che è un porta a porta. Cioè, per dirti, l'ultima volta sono stato contattato tipo 2 settimane fa, no, 1 settimanella fa, da parte di un'azienda che mi ha chiesto di arrivare fino a Ciampino, che per me è lontanissimo, alle 8 di mattina per un lavoro come segretario, però prevedeva una giornata full immersion di lavoro dalle 8 di mattina alle 6 di pomeriggio. Cioè, per un'azienda che è l'Acea, per chi non lo sa, comunque l'Acea è un rivenditore di energia elettrica. Ma tu a chi vuoi prende per il culo, dai? Ed è pieno de sta gente così. È pieno, 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 pieno zeppo. E io trovo soltanto questi. Manco LinkedIn funziona. Però almeno c'hai un diploma, Nico, io manco quello. Vai tranquillo Ale, te do un bacio portafortuna. Quanti mesi fa quanti mesi hai fatto con l'azienda che ci dicevi? L'azienda quella che poi è diventata comunale, ci ho fatto 9 mesi, da settembre 2021 a giugno 2022. Vorrei farti una domanda off topic. Vai tranquillo Luca, perché a me le domande off topic piacciono tantissimo. Non ti è mai interessato provare qualche concorso per forze dell'ordine quali esercito, polizia o carabinieri? Allora sarebbe stato una buona strada, non particolar modo quella dell'esercito, quanto magari più polizia o carabinieri, anche se per carabinieri credo sia comunque obbligatorio un periodo sotto l'esercito. Non è che non mi è mai interessato, ma non ho, il diploma, non posso farlo. Credo sia obbligatorio il diploma.
Scusami l'ignoranza, in cosa consiste il lavoro di data entry? È una cagata se te lo spiego, però è un lavoro molto ricercato negli ultimi tempi. Sostanzialmente devi inserire dati. Fai conto, tu sei un'azienda che ha che ne so, un market online, facciamo finta, e ci stanno una lista di clienti, dove tu devi inserire nel computer la lista di clienti. Questo è il data entry. E per me sarebbe perfetto, perché io ce vado a nozze con 'ste cose. Perdonami se mi faccio i cavoli tuoi, ma non ti sarebbe convenuto ormai concludere l'ultimo anno? Ormai c'eri. Sì, ma poi avrei vissuto sotto i ponti. È quello il fatto. Avrei vissuto sotto i ponti. Ehm, Non potevo continuare. Sinceramente non ne ho nemmeno l'intenzione, perché, non mi va. Siete troppo cattivi con i francesi, sono i giornalisti, la stampa francese, il governo che è da buttare via, ma non rappresentano per niente il rapporto al calcio del povero cittadino. Non tutto è da buttare. Potenzialmente vero, però Patrì, io i francesi ce l'ho qui, proprio qui, qui. Anch'io, anch'io. Avrei fatto o informatico o grafica pubblicitaria. So che siamo in Italia, ma magari avessi avuto un pizzico di fortuna in più. Potenzialmente sì, però non potevo, cioè dovevo andà subito a lavorà. Finita la scuola io dovevo andà subito a lavorà. È quello il fatto. Per entrare nell'esercito probabilmente potrebbe anche servir soltanto la terza media. Però comunque per la polizia o comunque per qualsiasi lavoro che sia statale, serve il diploma. Ciao Federì, un bacione. Le live dove giochi le fai ancora? Le ho fatte qualcuna su Twitch, però le chiudevo sempre prima perché comunque stavo fisso a 0 spettatori e quindi non ho continuato a farle. Le ho fatte su Twitch, ma tanto stavo sempre a 0 spettatori, aveva poco senso farle. È un bel lavoro, assolutamente sì. Per me è fantastico perché mi permetterebbe di sfruttare appieno quella che è la mia minuzia nel fare queste cose, perché poi io so abbastanza preciso, meticoloso, quasi ossessivo compulsivo nei confronti de 'ste cose. Servono dei requisiti particolari che non possiedi attualmente? Che io sappia no, che io sappia no. Però nonostante mandi curriculum, e la gente scriva che serve un data entry o comunque un lavoro, diciamo, da segreteria, i lavori che mi vengono offerti non sono quelli per cui io mando il curriculum e molti altri invece non mi rispondono proprio. Ma, tra l'altro beato tu che stai in Svizzera Ale, perché la Svizzera è uno dei miei sogni. La Svizzera è uno dei miei sogni. Ma ce l'ho LinkedIn, c'ho pure Indeed, ce li ho tutti. Non so su quanti siti di annunci di lavoro so iscritto. C'ho tutto, c'ho tutto, ma non trovo, non lo trovo. Rifarai altre trasferte dopo Roma Cagliari 1-1? Io ero intenzionato ad andà a Frosinone sinceramente, però non ci so andato perché non voglio dà i soldi a Giulini, quindi per il momento non penso farò altre trasferte. Non era fattibile quel lavoro a Ciampino? Potenzialmente era anche fattibile, ma era una presa per il culo. Non era la posizione per cui avevo fatto richiesta. Cioè, nel senso, mi offrivano un lavoro come data entry e loro non offrivano quel lavoro, offrivano altro. Perché purtroppo vado questa è un'illazione, credo che ci cia qualche agenzia, qualche azienda che punti proprio su fare quanti più colloqui possibili. C Penso che ci siano proprio delle agenzie che vadano a come si a commissioni,
con quanti colloqui organizzano. Il mio sogno è ritornare a casa, ma non me lo permette. Mi dispiace Ale, spero che ce la farai. Dai. Per entrare nella polizia carabinieri devi avere un diploma o l'università. Infatti, mi ricordavo. Comunque Deschamps uno dei peggiori allenatori dei mondiali sicuro. Però con quel cambio al primo tempo ha raddrizzato la partita. Alla fine qual è il video con più visualizzazioni? Lo sai che credo che sia il post partita di Cagliari-Lecce, quello che finì in rissa? Credo, eh. Mo te lo dico, perché non ne ho idea. Vediamo subito. Video i più popolari. Sì, è quello. Con 36.000 visualizzazioni. Non pensavo mai che quel video facesse il botto. Pure a me m'è piaciuto quel video e molto probabilmente per Natale credo rifarò anche il video sul perché sono del Cagliari, visto che qualcuno me lo ha di nuovo richiesto. Quindi penso che potrei rifare un re-update di quel video. Tanto ormai è diventato un po' il segreto di Pulcinella. Ma te lo ricordi Napoli 0 Cagliari 1 e chi se lo scorda? Chi se lo scorda? Ma un po' tutta cioè quell'inizio di quell'annata chi se la scorda? Fantastica, un'annata veramente fantastica. Allora lo rifarò sul perché sono il video sul perché sono del Cagliari. Rifarai i Q&A? Purtroppo i Q&A sono un format molto passato, molto, molto passato. Ha poco senso farli adesso. I sardi sono un grande popolo. Ma hai cambiato webcam? Sembra salita la qualità. Eh sì. È questa webcam qui sto usando. È stato il regalo di Natale della mia ragazza. Qua c'è scritto 1080p. Effettivamente questa va a 1080p, però StreamYard il 1080p te lo dà solo col piano a pagamento. Purtroppo i 60 fps non li posso sfruttare perché servirebbe un'entrata USB 3.0 che io non ho purtroppo. Quindi non la posso sfruttare appieno, però rispetto alla webcam di prima la qualità è migliorata, però cioè, questa è la webcam di prima, cioè è una cinesata da 20 euro di Amazon, andava anche bene. È un bel paese la Svizzera, i francesi non odiano gli italiani però sono gelosi perché gli italiani hanno il genio che i francesi non hanno, se non qualcosa essendo un mezzo sangue, ok. Ah, quindi non sei del tutto italiano. Mi ricordo una live tipo a maggio dove il Cagliari segnò sullo scadere e un uomo ti abbracciò in casa. Possibile? Assolutamente sì, possibile. Era mio zio. Era mio zio. Se non ricordo male, non una live, era un video e credo fosse il post partita di Cagliari Sampdoria 4-3. Sto andando a memoria, eh. Il che vuol dire che potrei sicuramente sbagliarmi. Se non mi sbaglio, quello poi fu il primo gol di Nandez in Serie A. Le magliette del centenario erano veramente orribili.
Decisamente, signora webcam. In Corsica hanno fatto festa per la sconfitta della Francia. Beh, questa m'è piaciuta. Bravi, bravi i corsi, bravi i corsi. È giusto così. È giusto così. Tra l'altro, ragazzi, tra poco stacco perché siamo arrivati a 1 ora e mezza di live. Tra l'altro oggi c'è stato anche il pienone perché siamo stati anche 50 in alcuni momenti, se non addirittura 60. Fatemi andà a guardare una cosa, perché io ho paura, e la paura si potrebbe trasformare subito in realtà, che io questa live non la stia monetizzando. Vediamo un po'. La Svizzera sarà pure bella, ma da italiano ti dico che le radici stanno molto meglio nella propria terra. Non lo metto in dubbio, però la Svizzera mi ispira veramente tanto. Mi ispira veramente tanto. La Corsica un tempo era italiana, ci hanno rubato pure quella. Beato Miro che puoi fumare senza che ti rompano le palle e dopo un po' diventa fisiologico. Ci fanno l'abitudine. Cosa ne pensi di Ranieri? Bisognerà vedere con quali crismi arriverà a Cagliari. Perché io comunque sarò contento perché Ranieri è una persona che io stimo tantissimo, però aspetterò ad esultare. E infatti non sto monetizzando la live, fammela monetizzare, ecco perché non no, però Matteo l'aveva fatta la donazione. Boh, vabbè, forse è per la pubblicità dopo. Vabbè, mo la sto monetizza. Ciao Danilo, ma sei dimagrito per curiosità? Ti vedo molto più in forma. Magari, magari. Non lo so, probabile, probabile. Cosa ne pensi di Ochoa alla Salernitana? Ininfluente. Forse un pochino hai perso i capelli. Quelli sì, quelli li ho persi. Quelli li ho persi. Pensa che l'ultima volta che sono andato a Roma è stata una trasferta. Lazio-Cagliari 3-1. È brutto. Vabbè, lo stai a dire a uno che ogni volta che il Cagliari, che è andato a vedere il Cagliari, non l'ha mai visto vincere allo stadio, eh. Quindi PS4 dopo, guarda, io mo che attacco dopo devo chiamare al volo la mia ragazza. Se dopo ci sei ancora, sì. Perché no? Devo ritirare fuori le cuffie, anzi, guarda. Già che ci sto, le ritiro fuori subito. Che se no poi mi rompo i coglioni. Oddio. Le cuffie da gaming. Mettiamo qui. Io mi sento più italiano che francese, sangue veneto e cuore cagliaritano, papà italiano, mamma francese. Vivo in Francia e mi sa che ho sbagliato, ma meno di Giulini. Hai vinto. Hai vinto. Comunque assurdo che con Maran stavamo sfiorando l'Europa League e adesso rischiamo di rimanere in Serie B. Rischiamo addirittura di retrocedere se continua così. Ti sposti sulla piattaforma viola dopo? No. No. Non so, sinceramente, non so nemmeno se continuare con Twitch perché è faticoso. Ma faticoso nel senso che comunque quando lo cominci e poi perdi un po' di seguito perché smetti, riprendere è difficilissimo. 0 spettatori comunque dopo un po' pesano, cioè nel senso ti dispiace. Quindi fa le live per non farle vedere a nessuno, lascia un po' il tempo che trova, quindi anche il discorso Twitch è da valutare, però no, non mi sposto su Twitch dopo per giocare. Grazie mille Roberto, grazie mille. Un bacione. Ciao Manuel, un bacione pure a te.
Come ti chiami sulla Play? Guarda, te lo scrivo. Te lo scrivo così se mi vuoi aggiungere, mi aggiungi. Te l'ho scritto. Ciao Claudio, un bacione pure a te. Mi vedi bene? Meno male, meno male. Mi vedi bene perché a fa ste cose sto bene. Perché sennò questo è un periodo di merda, ma proprio di merda. Ti voglio stuzzicare. Che formazioni e quali modifiche andresti ad apportare al Cagliari in caso di Ballardini in panchina? Con Ballardini il 4-3-1-2 devi usare. Modifiche principalmente, se intendi il mercato, la difesa e qualche top a centrocampo, perché per il resto la squadra secondo me va anche abbastanza bene, però principalmente difesa e qualche giocatore a centrocampo. Infatti immaginavo innesti. Quelli, principalmente difesa, in particolar modo 2 difensori centrali e un terzino destro, e poi qualche giocatore da mandare via a centrocampo da sostituire con giocatori di categoria. Io sono assolutamente pro, ma molto probabilmente sarà Ranieri l'allenatore. Assolutamente sì, Massi, mi trovi completamente d'accordo perché comunque a me Radunovic non dà per niente sicurezza. Secondo te quando arriveranno i nuovi Del Piero, Ieri, Totti, Zambrotta, Cannavaro, Maldini, Nesta e Buffon per l'Italia? Non mi piacciono tanto questi parallelismi, quindi non te lo saprei dire. Di Hobert che ne pensi? Penso che sia giovane e abbia margini di crescita, ma ho ricalibrato molto quello che pensavo su di lui. I margini di crescita secondo me si sono notevolmente abbassati dopo che ho visto le sue ultime prestazioni, perché paradossalmente ha giocato meglio in Serie A che in Serie B. E quando c'è Hobert in campo la maggior parte delle volte regala un rigore agli avversari, quindi non lo so, sono incerto se continuare con Hobert o meno. Più che altro è utile perché ti può giocare sia da difensore centrale che da terzino sinistro. Sarebbe bello riabbracciare Lovato, è rotto però. Lovato è rotto. Da dove deriva il tuo nome Samir, giusto? Ah, ok, mi stai chiedendo da dove deriva il mio nome, non il Miro, giusto? Comunque Miro, non so se lo sai, ma noi non becchiamo i francesi ai mondiali e agli europei addirittura dal 2008. Il 2008 avevamo beccata la Francia, non mi ricordo. Mi pare di no, dal 2006, perché il 2008 giocammo con la Romania, uscimmo con la Spagna e non mi ricordo quale altra squadra incontrammo il 2008, ma la Francia non mi pare. Un ritorno di Cragno? Perché no? Caro mio Leandro, vogliamo il grande allenatore Claudio Ranieri. Tutta la vita il nostro re di Cagliari. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Francia 0 e 2 Italia agli ottavi o ai quarti? Forse non mi ricordo se l'Italia uscì agli ottavi o ai quarti con la Spagna. Però uscimmo ai rigori, sicuro. Sì, ok. E diciamo è una cosa un po' privata, cioè nel senso, allora, mettiamola non voglio far pena a nessuno, ok? Allora, non ho origini straniere. Uno dei miei due genitori sì, però questo, nonostante sia un nome straniero, era un nome che piaceva a tutti e due i miei genitori e quindi è stato optato per questo nome, un nome arabo. Vabbè, dimola tutta. Allora, mia madre è italiana, mio padre, tra virgolette, è egiziano. Lui se n'è andato
no nel senso che è morto o cose cioè nel senso proprio m'ha abbandonato, quando avevo 1 anno, infatti io non porto il suo cognome, ma porto il cognome di mia madre. Il mio nome deriva proprio dal fatto che lui, essendo egiziano, voleva un nome così per il figlio, a mia madre piaceva e quindi eccomi qua che mi chiamo Samir. Fine della storia. Detta proprio stretta stretta. Però no, non ho origini estere. Cioè sono italiano al 100%. Mi fa paura tutta la pressione che si va a creare attorno al nome Ranieri e se non dovesse arrivare ci sarà qualche nome dietro di copertura. Il miglior allenatore attuale secondo me è Guardiola. Secondo me. Speriamo, speriamo. Questa non la sapevo neanche io che ti seguo dal lontano 2018, perché so cose che uno non va a raccontà così ai 420. Ehm, capito? So cose private, non è che te ne esci così: "Oh, sai che m'è successo questo?" Per quello. La mia storia. Questa è parte della mia storia. No, non so El Shaarawy perché El Shaarawy diciamo l'ha riconosciuta la parte non italiana, io no. Cioè nel senso, essendo stato abbandonato non ho voluto mai riconoscere quella parte, quindi, ehm, non sono un El Shaarawy, sono Miro. Miro, semplicemente Miro o Samir. Comunque non so italiano, 100%. Quella parte io sinceramente non la considero proprio. Scusate, ma sto a mette' n'attimo il telefono in carica, mi stavo un po' a impiccà col capo. Ragazzi, mi fumo un'ultima sigaretta e poi vi abbandono, perché come si suol dire, s'è fatta una certa. Vabbè, Bruno Alves mo c'ha 83 anni. Ma qui stiamo a parlà degli europei del 2000 se non me sbaglio. Ci sono 3 nomi se non viene Ranieri. Da quello che so io c'è Ballardini e Iachini. È una news da prima pagina. A chi gli piace il gossip sì. A chi gli piace il gossip sì. Più o meno stiamo lì, Vale. Più o meno stiamo lì. A me il giorno del mio primo compleanno. Non so quale dei 2 sia peggio. Scusate, m'ha dovuto tossì. Non ne ho idea. Grazie, grazie. Grazie mille. Secondo me se fosse rimasto Cepitelli non sarebbe cambiata più di tanto la situazione. Poi vabbè, per carità un giudizio, me potrei sbaglià, però penso che alla fin fine tanto diversa la situazione non sarebbe stata. Oddio, madonna raga, quasi 2 ore de live, un botto, un botto. E ridendo e scherzando ho rimediato pure 10 €. Con 'sta live ho rimediato pure 10 €. Praticamente quasi no, quasi 5 € all'ora.
Che poi in realtà non ho rimediato 10 €, ho rimediato 5 da Alessandro e 2 € e qualcosa da Matte, quindi so' 7 €. Vabbè. Dio mio, m'ha fatto cagà sotto il telefono. Perché non si mette bene? M'è mancato fa le live, era da un po' che non la facevo. C'hai ragione Vale, Cepitelli non era buono dal 2018. L'ho visto sta giocà col Venezia, ma, non mi pare che stia facendo grosse cose. Magnano de questo loro, Matte. Buonanotte Roberto. Grazie mille per essere passato, un bacione. Se intendi tifare solo Cagliari. Simpatizzare sì, simpatizzo l'Arsenal. Assolutamente. Ah, ovviamente hai ragione Massi. Buon Natale a tutti, buone feste perché probabilmente non ci sentiremo. Tu giochi a GTA Online? Allora io GTA ce l'ho, però il problema è che mi è scaduto l'abbonamento al PlayStation Network e quindi non posso giocarci a GTA Online e non ho soldi per fare il PlayStation Network. Secondo me Luvumbo, De Socus, Curfalidis ci daranno tante soddisfazioni, anche qualora dovessimo tornare in Serie A. Anche secondo me. Montemario nel '70 sicuramente era molto diversa da com'è adesso, probabilmente. Secondo me l'allenatore è il problema, non i giocatori. Per la Serie B abbastano, credo. Secondo me un po' tutti e 2, ma il problema principale è il presidente. C'è qualche giocatore per la difesa? Chi prenderesti te? Così non ti so rispondere. Così non ti me li devo studià un po' i giocatori, perché quest'anno poi non ho visto tantissime partite. Buone feste a tutti ovviamente. Bellanova tornerà al Cagliari, se n'è parlato, però bisognerà vedere. Anche perché comunque non ha futuro Bellanova all'Inter, parliamoci chiaro. Anche PayPal se paghi all'estero si prendono il 70%. Minchia! T'ho risposto prima Robè, al momento attuale non mi vengono. Ce devo pensà sopra. Comunque settimana prossima sono a che cazzo ce vai a fa a Montemario? France, ma porca troia, tu fino adesso sei stata a guardà e non commentavi. Ma commenta cazzo, tu devi commentare France. Giuro che ti picchio. Lo vuole il Toro Bellanova. Bisognerà vedè. Comunque adesso come adesso credo sia in prestito all'Inter, quindi vabbè regà, detto questo io vi saluto. Grazie mille per aver partecipato, grazie mille a Alessandro e a Matte per aver donato, veramente grazie infinitamente, voi non sapete quanto sia importante perché non siamo ipocriti. I soldi sono importanti, quindi grazie veramente per l'aiuto. Sappiate che non dovevate, però mi avete aiutato veramente tanto. Ci vediamo alla prossima, sicuramente il 26 con il post partita. Cercherò di far uscire il prima possibile il video re-update sul motivo per cui tifo Cagliari e niente, buone feste a tutti. Buonanotte. Belli regà.